Emergenza finanziaria, emergenza rifiuti, una fase difficile e complessa, quella che sta attraversando Palazzo dei Giganti, con l'amministrazione Firetto impegnata a testa bassa sui due fronti, certamente i più caldi e drammatici. Il sindaco, il suo assessore al bilancio Giovanni Amico, il presidente di Aula Sollano Daniela Catalano, il segretario generale Michele Iacono e il dirigente del competente settore Giovanni Mantione si sono incontrati per fare il punto della situazione e lo hanno fatto avendo di fronte il collegio dei revisori, riflettori puntati in particolare sul rendiconto 2016, su quello del 2017, sul previsionale 2018, conti sotto costante osservazione con il quadro generale che resta preoccupante con vista default. L'amministrazione ha ribadito una volta ancora il proprio intendimento di continuare nel solco finora tracciato del massimo controllo della spesa, ma nell'ottica del mantenimento delle condizioni di continuità a garanzia delle funzioni istituzionali dell'ente. Sono comunque emersi, è stato evidenziato nel corso dell'incontro, segni di miglioramento nelle rappresentazioni e nei risultati di bilancio, ma rimangono elementi di forte preoccupazione per il continuo formarsi di debiti fuori bilancio e per gli esiti del riaccertamento dei residui. Siamo consapevoli, ha dichiarato l'assessore Amico, che la scelta politica di responsabilità che abbiamo fatto al momento dell'insediamento ci ha fatto intraprendere una strada in salita, ripida e scivolosa, ma noi non cercheremo scorciatoie e faremo di tutto per continuare in queste prerogative, per non dichiarare il dissesto. E sul fronte igienico-sanitario il contesto urbano di Agrigento presenta non poche criticità alla luce di una raccolta differenziata alle prese con disagi e disservizi e con strade non sempre all'insegna della pulizia e del decoro. Proprio questa mattina l'assessore all'ambiente Amel ha fatto sapere che non si è sbloccata per responsabilità della regione la possibilità di conferire rifiuti indifferenziati nella discarica di Siculiana e quindi i mezzi di trasporto sono fermi con il carico dello scorso giovedì. Pertanto la raccolta della plastica nella giornata di domani potrà avvenire in modo parziale. I cittadini sono invitati a conferire la plastica già nelle prossime ore della mattinata, in quanto gli orari di raccolta potrebbero essere notevolmente anticipati. E oggi sferra un nuovo attacco al governo locale il consigliere comunale Pasquale Spataro. Il cittadino non può subire gravi conseguenze provocate dall'incapacità gestionale del servizio. La plastica e il metallo in gran parte della città non sono stati raccolti. Poi Spataro bussa alle porte dell'ASP perché l'azienda sanitaria provinciale non batte colpo, si chiede e aggiunge il commissario intervenga nelle sedi opportune. Non è possibile, non è più tollerabile proseguire in tale direzione verso il baratro. L'amministrazione comunale riorganizzi subito l'intero servizio, potenzi il personale a disposizione, ripristini i servizi di spazzamento e di scerbatura, restituendo in breve tempo un minimo di decoro e di dignità ad una città da dove attualmente, conclude Pasquale Spataro, i turisti sono costretti a scappare, alimentando un passaparola di vergogna e taluni rifiutandosi giustamente di pagare la tassa di soggiorno.